C'è un'area delle nostre splendide ed uniche Dolomiti che forse meglio di tutte simboleggia quello spirito dei confini che uniscono, che è la sostanza di questo special. Si tratta dell'area del Sella, uno dei più famosi gruppi dolomitici che funge da perno tra il Veneto, l'Alto Adige, Sud Tirol e il Trentino. Attorno al Sella vive una popolazione divisa amministrativamente, ma alquanto omogenea sotto l'aspetto culturale e linguistico, fatto che trova pochi altri riscontri. La storia delle valli che convergono sul Sella è una storia condivisa, anche al di là delle lacerazioni causate dalle guerre, in particolare la Prima Guerra Mondiale. È una storia condivisa di dignità contadina, di un'agricoltura estrema, di una vita dura in un territorio severo e isolato, ed anche una storia di emigrazione. Per moltissimo tempo sono state valli in cui dominava l'agricoltura, poi l'agricoltura dei paesi di montagna, ecco, dove comunque si cercava di tirare avanti con quel poco che si riusciva a coltivare. Verso la fine dell'Ottocento comunque ha avuto inizio questo fenomeno che è quello del turismo, che ha portato una rivoluzione veramente in queste valli. Fino alla fine dell'Ottocento c'era piuttosto la tendenza di andare via, almeno chi poteva andava via per cercare possibilità di lavoro e anche di vita un po' più facili, ecco. All'inizio i primi che si dedicavano al turismo erano ritenuti un po' delle persone particolari, dei pazzi, ecco, anche perché non si capiva o non si poteva capire fin dall'inizio il potenziale che aveva questo settore. Chi oggi ha negli occhi lo scintillio del turismo moderno, lo straordinario sviluppo dell'impiantistica, il lusso delle strutture d'accoglienza, fatica ad immaginare la vita che fu nemmeno troppo tempo fa. La gente prima qui era molto povera, per andare a Brunico si andava a piedi e si ritornava a piedi. Un po' più tardi, mi ricordo ancora la prima corriera, freddissima, strade tremende veramente, e la prima strada partiva da San Lorenzo e arrivava a Piccolino, per poi nel 1893 è stata fatta la seconda strada che arrivava dal fiume. Eravamo tutti contadini e Colfosco era forse il paese, hanno detto che era il paese più povero della provincia di Bolzano, perché qui l'orzo non maturava, le patate di solito restavano sotto la neve, che allora veniva molto presto e anche tanta, però i contadini di quel poco che avevano dovevano vivere. Avevano un po' di frumento, un po' di magari legname da vendere, vendevano anche un po' di magari dei vitelli, qualcosa, e era un mondo che al giorno d'oggi non si conosce più. Non si trovava un vestito fatto, si comprava le stoffe da quelli che venivano da Trento a vendere le piccole cose, le scarpe le faceva il calzolaio, e poi era usanza che una volta all'anno i calzolai e i sarti andavano nelle case dei contadini e aggiustavano tutto quello che era rotto. Qui in Val Badia non avevano i soldi per mandare i ragazzi a scuola, solo ogni tanto magari uno riusciva quando voleva diventare sacerdote. E anche a Colfosco avevamo un signore che diceva che voleva studiare per questo, ma poi è diventato professore, è arrivato a Vienna, insegnava al liceo, era una grande amante delle montagne, ha conosciuto molte persone che amavano le montagne dell'Austria e li ha portate come primi clienti qui in zona, specialmente qui a Colfosco. Mio nonno, che era una guida alpina già dal 1893, mi sembra, Josef Kostner e suo fratello Franz Kostner erano due guide alpine, e così è iniziato il primo turismo. Ancora negli anni 70 praticamente metà della popolazione viveva di agricoltura, mentre oggi
chi fa il contadino lo fa per passione, lo fa così a parte, ecco, deve comunque fare un altro lavoro per poter sopravvivere. La stragrande maggioranza della popolazione comunque vive direttamente o indirettamente di turismo. Ogni valle ha una storia o ha avuto una storia a sé. Un turismo nato dunque in sordina, in maniera diversa tra valle e valle, inizialmente di nicchia, poi in quasi costante crescita, mentre in modo inversamente proporzionale veniva gradualmente abbandonata la magra agricoltura di montagna. L'agricoltura ormai a Livinallongo sta perdendo la sua forza rispetto agli anni 50-60, dove l'agricoltura era prevalente. Da quando è arrivato il turismo tutto è ruotato intorno a quelle attività lì. Tutti quelli che avevano un'azienda agricola in questo comune hanno deciso di chiudere le stalle e andare a lavorare, diciamo, per il comparto turistico. È dura lavorare in montagna. Con le province contermini lavoriamo abbastanza bene, soprattutto sulla vendita dei nostri prodotti. I nostri prodotti agricoli trasformati in latteria sono molto apprezzati anche nella provincia di Bolzano e quindi ci danno uno sbocco, diciamo, economico importante, dando la possibilità alla latteria di sostenere le aziende pagando il latte in maniera congrua. La differenza tra l'agricoltura della nostra provincia, quindi del nostro comune, alla provincia di Bolzano è abbastanza importante. Dall'altra parte l'agricoltura è stata sempre messa al centro del progetto montano. Quando qui magari l'agricoltura stava morendo, di là lo sostenevano e comunque davano la possibilità agli agricoltori e agli allevatori di rimanere in montagna. In passato, tipo negli anni 60, i capi di bestiame nel nostro comune erano circa 1700. Ora siamo ridotti ad averne poco più di 200 capi. Più della metà delle aziende attuali sono anziani ormai in pensione, che hanno fatto il lavoro da una vita e lo fanno ancora e non avranno più la continuità di figli o parenti che lo facciano per loro. Le aziende tuttora vive, diciamo, come questa, hanno bisogno di fare più di un'altra attività per sostenersi, altrimenti sarebbe impossibile andare avanti. Le aziende che ancora oggi resistono stanno dunque trovando proprio nel turismo forse l'unico alleato per scongiurarne almeno per il momento la chiusura. E gli sbocchi commerciali tra le stesse valli ladine sono diventati un'altra forma di collaborazione interprovinciale. Noi abbiamo un maso, produciamo formaggio biologico a latte crudo. Ecco, noi siamo ancora tra i pochi contadini qua della Val Badia che praticamente abbiamo un po' di tutto, facciamo il formaggio, abbiamo il campo, abbiamo il grano, ci facciamo il pane, poi abbiamo la carne perché abbiamo le bestie. Un po' come una volta nella Val Badia, in tutte queste zone di montagna che la gente viveva, il contadino una volta era quello più ricco qua in giro perché avevano di tutto, riuscivano a sopravvivere. Adesso facendo questa attività noi riusciamo a sopravvivere grazie al turismo perché i nostri prodotti vengono soprattutto comprati dai turisti, sicuramente il 90%. Vendiamo i nostri prodotti direttamente qua al Maso, abbiamo un piccolo negozietto dove vengono i turisti, la gente a comprare qua, se no vendiamo al mercatino dei contadini, una volta alla settimana stagionalmente, d'estate ed inverno, se no ci sono un paio di alberghi che prendono qualcosa o c'è il negozio a San Vigilio che prende parecchio e così riusciamo a vendere tutto. Lo sviluppo del turismo ha garantito delle prospettive di benessere inimmaginabili per le generazioni passate, ma con tali eccellenze paesaggistiche e naturalistiche, questa zona era in qualche modo predestinata. C'è stato poi un momento nel quale si è manifestata la necessità di fare squadra
e attorno al Sella, a poco, sono state superate le mentalità localistiche. Si può dunque proprio dire che tutti siano saliti in sella alla macchina del turismo moderno, sempre più esigente, competitivo e globale. Gli operatori turistici soprattutto hanno capito di avere degli interessi in comune, per cui questi operatori turistici, indipendentemente dalla valle di provenienza o d'origine, hanno comunque o sono riusciti a lavorare insieme per portare avanti i numerosi progetti per la costruzione di impianti, per i collegamenti. Le varie valli o i vari pionieri hanno capito che bisognava tirare la corda dalla stessa parte, dallo stesso lato, per raggiungere degli obiettivi comuni comunque. Anche se la cooperazione tra le diverse vallate avrebbe portato vantaggi a tutti, ciò non era per nulla scontato. Ma in questo ha certamente giocato a favore la comune matrice culturale e linguistica, il comune sentire, di qua o di là, di ognuno dei 4 passi che cingono il maestoso massiccio del Sella. Sono il direttore dell'Istituto Ladino Micuradoru, mi chiamo Leandro Morodo, l'istituto che è una sede principale qui a San Martino dove ci troviamo. A dire la verità sono gardenese, nato a Artisei, e da 24 anni svolgo questo compito. Dirigo un'istituzione scientifica che ha un incarico ufficiale, provinciale, da parte della provincia di Bolzano, a essere precisi, di normare il ladino e quindi di sviluppare il ladino nelle sue diverse varianti per quanto riguarda la Val Gardena e la Val Badia. Quindi normiamo il ladino e lo sviluppiamo, significa adattare la lingua ladina alle esigenze moderne e quotidiane che di giorno in giorno, di anno in anno cambiano. Valorizzazione della propria identità culturale e linguistica e globalizzazione sono solo in apparenza fenomeni contraddittori, sono anzi 2 facce della stessa medaglia, ed anche nel turismo globale vediamo che i valori della specificità culturale sono molto apprezzati, al pari della qualità dell'accoglienza e delle strutture. Siamo molto fieri della nostra cultura, della nostra storia. Da un punto di vista storico, la cultura ladina è quella, o la lingua ladina è quella più vecchia in Italia, è addirittura più vecchia dell'italiano stesso, della minoranza anche tedesca, e quindi noi come ladini siamo molto fieri del nostro essere. Noi abbiamo sia da un punto di vista linguistico delle cose comuni, ma anche da un punto di vista delle usanze e anche del modo di vivere. E i turisti che vengono qua da noi in una o nell'altra vallata sentono questa particolarità che è rappresentata dal mondo ladino, e questo in parte ci giova anche nella comunicazione e anche nella tutta promozione turistica. Nel segno delle Dolomiti, patrimonio UNESCO, conosciute in ogni angolo del mondo, uno straordinario esempio di collaborazione intervalliva a livello turistico è il Dolomiti Super Ski, una risposta alla globalizzazione capace di presentare un prodotto turistico invernale unitario e dal forte impatto. Devo ammettere che è un'organizzazione che riesce veramente a mettere insieme le 5 anime che ci sono del ladino, naturalmente per questioni economiche, però voi capite che, si capisce che chi ci lavora, chi ci collabora è costretto anche, no? Dal punto di vista fattivo, a collaborare e a lavorare insieme. E danno verso l'esterno un messaggio molto positivo sullo sci, dicono 1100 km di piste tutte nevate. Nessuno dice che in quella valle o in quell'altra valle c'è un problema, in quell'impianto di salita quello è da cambiare. Invece per quanto riguarda le situazioni culturali talvolta no, c'è ancora una certa, ognuno un po' per conto suo, se siamo sinceri, quindi prendiamoci un bel esempio da questi qui che sono veramente bravi in questo, e non credo che fra di loro siano tutti amici, amiconi. È naturale come respirare la collaborazione con l'Alta Badia, in quanto la nostra località non deve avere confini. Per il turista che sceglie la destinazione Dolomiti non ci sono i confini, non esistono, sono solo dentro la carta perché qualcuno ce li ha imposti, ma per il turista invernale ad esempio il confine non c'è, perché quando si trova in cima al Belvedere è naturale scendere a Canazzei, quando ci si trova
in cima al Boè è naturale scendere a Corvara, quando ci si trova in cima al Pralongià è naturale scendere verso San Cassiano, verso la Villa o verso l'Alta Badia e viceversa. Quindi noi abbiamo imparato che togliendo i confini riusciamo a far esplodere quello che è la collaborazione, l'interconnessione soprattutto turistica ed economica. Negli ultimi anni i rapporti con Araba a livello turistico sono cambiati tanto, sicuramente in positivo. Araba negli ultimi anni è cresciuta tantissimo e in parte si è legata anche un po' all'economia della Val Badia. Sicuramente anni fa la situazione era vista un po' come un po' di invidia, nel senso che essendo noi a statuto speciale, avendo vantaggi a livello politico e concorrenziale, c'era un po' di disagio nei nostri confronti, cosa che negli ultimi anni è cambiata. Verificato che la collaborazione porta benefici a tutti, l'esperienza turistica invernale si è allargata sviluppandosi verso altre stagioni e proposte. In particolare il trend in continua crescita del cicloturismo, sempre meno di nicchia e per questo sempre più supportato dagli enti di promozione, con diverse manifestazioni di forte richiamo che coinvolgono le 4 vallate ladine del Sella ed anche altre della provincia di Belluno. Parliamo della Maratona des Dolomites, Sella Ronda Bike Day, Dolomites Bike Day verso Livinalongo e il Falzarego, ma non solo questi, d'estate abbiamo anche il Sella Ronda Trail Running, che è la corsa in montagna lungo il Sella, quindi anche qui il coinvolgimento di 3 province e di 2 regioni, quindi una serie di eventi che hanno portato benefici a tutti, ma che hanno anche contribuito a far capire che la collaborazione può portare solo effetti positivi. Non c'è solo un'interconnessione fra le nostre vallate, ma c'è anche un rapporto di sincera amicizia fra molte persone. Col consorzio turistico dell'Alta Badia c'è un dialogo aperto a 360 gradi, vengono organizzate in collaborazione strettissima fra le vallate con Termini 2 manifestazioni importanti. La prima è il Sella Ronda Bike Day, che per noi apre in pompa magna la stagione cicloturistica estiva ormai da alcuni anni. Come tutti sanno è una manifestazione non competitiva, vengono chiusi i 4 passi, questo viene fatto e garantito dalla collaborazione delle 4 vallate. Si collabora, si dividono i costi e la cosa funziona. La seconda manifestazione che organizziamo in collaborazione con l'Alta Badia è il Dolomites UNESCO Bike Day, quindi una giornata della bicicletta organizzata fra l'Alta Badia ed Araba attraverso il Passo Campolongo, il Passo Valparola e il Passo Falzarego. La manifestazione cicloturistica Maratona des Dolomites, con oltre 9.000 partecipanti di media, è certamente una delle più imponenti e spettacolari manifestazioni del genere. Conosciuta in tutto il mondo, vede la partecipazione di appassionati provenienti da più di 80 nazioni. È un evento molto particolare, proprio per questo motivo, perché si svolge all'interno delle valli ladine, dalla Val Badia, la Val Gardena, Val di Fassa, Livinalongo, Colle Santa Lucia, Selva di Cadore, Cortina d'Ampezzo. È un evento molto importante per unire queste valli, la cultura che abbiamo, la cultura ladina, e soprattutto perché dà un valore aggiunto al turismo non solo nostro qui dell'Alta Badia, però di tutte le valli ladine. Abbiamo avuto una grandissima collaborazione in questi anni da parte di Araba, che ci ha messo a disposizione anche strutture alberghiere, persone, volontari. Ricordiamo che la maratona ha bisogno di 1500 volontari per portare a termine questa manifestazione. È pertanto importante la collaborazione di tutte le valli. Quello che noi possiamo dare e diamo alle valli limitrofe è sicuramente l'immagine, far vedere comunque tutte le Dolomiti, tutto il percorso della maratona, perché il bello del percorso, c'è un esempio il Passo Giao, è forse
negli ultimi anni il passo più conosciuto dai ciclisti, quello è un passo che è tra Colle Santa Lucia e Cortina d'Ampezzo, e noi facciamo riferimento molto spesso a queste salite perché sono quelle più importanti, quelle più conosciute e dove riusciamo a dare veramente un'ottima visibilità. Restiamo ancorati alla montagna più vera e vissuta, in particolare sulle spettacolari pareti e cime dolomitiche rosate, dove l'Alta Badia si incontra con l'Ampezzano e dove altri progetti richiedono una cooperazione interprovinciale. Però in questo, come in altri casi dove entrano più pesantemente in gioco regolamenti e burocrazie, scopriamo le vere note dolenti nei rapporti tra le due diverse regioni. Io sono Willy Costamolin, capo del soccorso alpino, e faccio parte anche dell'aiuto alpin Dolomites. Abbiamo un'attività anche di rifugio e ristorazione proprio qui sul confine tra Araba e l'Alta Badia. Noi, diciamo, tra valligiani abbiamo una certa collaborazione, abbiamo anche ancora dei progetti in comune che vorremmo fare, una specie di alta via che parte da Lagazzuoia e che va a finire al Cima Vallonbianco, che va in parte provincia di Bolzano e la zona ampezzana. Qui abbiamo un progetto che abbiamo già preparato 10 anni fa, che abbiamo trovato degli ostacoli all'inizio, adesso l'abbiamo riportato di nuovo con i nostri amici ampezzani che trovano un grande interesse di fare questa via attrezzata che va via per le creste dolomitiche, che sarebbe, diciamo, non solo per l'Alta Badia ma anche per la zona ampezzana un progetto veramente valido. Ci impedisce qualche volta un po' la burocrazia. Io spero che prossimamente ci sia più collaborazione e ci sia più elasticità. Avendo un'attività sul confine, noi provincia di Bolzano abbiamo delle regole, diciamo, un po' meno rigide, un po' più facili. Chi si trova a 100 metri più in là deve fare i conti con Venezia e sicuramente ha delle problematiche molto lunghe e qualche volta le burocrazie si tirano per anni. Molti abitanti dell'Alta Badia e di Corvara specialmente hanno dei terreni qui in provincia di Belluno. Sono uno di quelli che, avendo dei terreni qua in provincia di Belluno, sto lavorando per creare un'attività e quindi cerchiamo di avere tutti assieme un buon vicinato. Io mi devo dire che mi sono sempre trovato bene con la gente del posto, col comune di Livinalongo, però qui le leggi sono un pochettino più difficili. In provincia di Bolzano per fare un'attività adoperiamo, tanto per dire, tante di carte e qui ne adoperi 10 volte tante. Naturalmente il comune non c'entra, il comune non ha colpa, però sono naturalmente dei problemi che sono difficilissimi da superare. Ecco, a pochi metri, come vedete, c'è il confine, praticamente fra la provincia di Belluno e la provincia di Bolzano. Per questi pochi metri io mi trovo a dover subire delle leggi che non sono tanto facili da digerire. Per iniziare questa costruzione ci sono voluti 37 anni. Il tempo, diciamo, non ha prezzo, ma uno praticamente riesce a partire che è una persona che ha i capelli neri e a un certo momento si trova a iniziare i lavori che ha i capelli grigi. Si dovrebbe cercare di semplificare le cose, si dovrebbe cercare di tirar via tutta questa burocrazia, perché è una burocrazia praticamente che distrugge, ti fa diventare, in poche parole, matto, perché dopo alla fine non ci capisci niente cosa vogliono. Io capisco che si deve fare tutte le infrastrutture come devono essere fatte, io capisco che si debba costruire in base alle ultime normative, io capisco che dobbiamo fare le cose fatte bene, però non si può stressare le persone in questo modo e praticamente farle impazzire, che dice mamma mia, ma come mai che hai incominciato a fare questa roba qua? Se io stavo sulla stufa a leggermi il giornale e guardare dalla finestra probabilmente stavo meglio perché la persona, quanto vive la persona, e poi tutti quanti ti possono mettere il palo fra le ruote. Mi sembra di dover in questo momento fare un elogio ai compaesani, agli amici, ai confinanti qui di Araba, di Livinalongo, perché è veramente per arrivare a una conclusione e una sofferenza. Siamo proprietari di 3 alberghi al passo, di cui uno proprio in cima, un altro a pochi metri di distanza dall'altro, 100 metri, mentre l'hotel Laguscei dista proprio 20 metri da quello che è il confine con l'Alto Adige. Quindi noi residiamo in quella che è la provincia di Belluno e nel corso della nostra
carriera da albergatori abbiamo visto quelle che sono le problematiche sorte dalla differenza di quello che vuol dire esercitare il proprio lavoro in una provincia a statuto ordinario, al contrario di quello che potrebbe essere esercitarlo in una provincia a statuto speciale. Di certo ci sono dei pro e dei contro, nel senso che gli standard qualitativi presenti in Alto Adige permettono un afflusso tale di turisti che ci consente anche un pochino di godere di quello che è un riflesso, no? Dei turisti che poi vengono anche sul versante bellunese. D'altro canto però ci sono questi elevati standard qualitativi che non sono di certo facili in termini economici da sostenere per mantenere una certa concorrenza agli ambienti di stessa categoria. Il comprensorio in generale di quello che è il Sella Ronda e le Quattro Valli Ladine viene visto in modo omogeneo, quindi come un unico territorio da parte del turista, e quindi non si rende conto di queste disparità che ci sono a livello proprio amministrativo e di conseguenza anche economico per le aziende, e di conseguenza vedono anche quelle che sono le disparità proprio della qualità offerta dagli esercizi da una valle rispetto all'altra. Vivendo poi su un passo che è di confine lo si nota ancora di più, perché di certo anche i turisti che vengono e soggiornano presso le nostre strutture notano quella che è la differenza anche già solo del mantenimento del manto stradale, piuttosto che tutta la cura di quella che è l'urbanizzazione del territorio, dei paesi. Passando proprio da un versante all'altro del passo si nota questa differenza. Una differenza dunque più che altro indotta dall'esterno, e che almeno in parte questa gente pratica e laboriosa è riuscita a mitigare con naturalezza e buonsenso, temprata da una storia comune e da un ambiente severo e impegnativo, per quanto splendido e risorsa insostituibile da condividere, specialmente qui, attorno al Sella, nel vero spirito dei confini che uniscono.